A tutte le famiglie è stata recapitata una lettera a firma mia e del vice sindaco con l'avviso che è possibile fare domanda per trasformazione di terreno agricolo inedificabile per le prime case o per le case per i propri figli. Può avvenire anche il contrario. Un appezzamento agricolo che può diventare il terreno su cui costruire la casa tanto sognata, o viceversa un terreno edificabile su cui bisogna pagare comunque l'IMU che può tornare agricolo permettendo un risparmio di tasse. Ad introdurre il nuovo strumento urbanistico è stato il comune di Rossano Veneto, un modello che ha già fatto felice più di qualche giovane coppia che ha avuto la possibilità di costruire casa risparmiando magari il mutuo per l'acquisto della lottizzazione. Da quando siamo stati eletti ci sono state circa una quarantina di richieste di costruzione prima casa, tutte evase, in virtù del fatto che molte persone hanno ritornato terreni edificabili, vista anche la crisi, per averli agricoli e viceversa. La superficie SAU al momento a Rossano è inalterata. Un piano studiato per favorire lo sviluppo senza spreco del territorio, per dare la possibilità a chi non volesse tenere il terreno edificabile di pagare meno tasse, ma soprattutto per favorire i giovani. I costi del resto incidono in piccola parte sul budget per la costruzione di una nuova casa. Per quanto riguarda le prime case, la perequazione è una perequazione minima che va da la possibilità di costruire con un cambio una casa normale, diciamo, a 8.000 euro.